Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Dalla cinquantennale esperienza di commerciali Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate al 10° anno puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufi a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Franco Froghieri di Nuoro, 15ª giornata del campionato di eccellenza regionale. Nuorese contro Bosa sono pronte a darsi battaglia nei prossimi 90 minuti. Nuorese che vuole proseguire l'inseguimento alla vetta, dove la capolista è il Carbonia con 32 punti, sono 2 in meno per la formazione di Antonio Prastaro, che ha ancora l'opportunità di laurearsi campione d'inverno. Vedremo come andranno i prossimi 90 minuti contro un Bosa combattivo che occupa una posizione immediatamente ai margini della zona playoff, ha sorpreso fino a questo punto, e Bosa che arriva peraltro da una pesante sconfitta casalinga contro l'Atletico Uri la scorsa settimana, e dunque è senz'altro desiderosa di riscatto la formazione guidata da Salvatore Carboni. Convenevoli di inizio partita, tra qualche istante vi daremo lettura anche delle formazioni schierate dai rispettivi tecnici. Ovviamente durante i prossimi 90 minuti vi daremo conto anche dei risultati dagli altri campi, dove si giocano delle sfide importanti per entrambe le formazioni. Ricordiamo al comunale Annunziata di Castiadas contro Carbonia, sfida che interessa soprattutto la Nuorese, ma non mancano gli spunti di interesse anche per il Bosa, che guarda anche in avanti, guarda anche alla zona playoff, non pone limiti alle sue ambizioni. Quasi tutto pronto per l'inizio della partita, che verrà arbitrata dal signor Claudio Pili della sezione di Cagliari, coadiuvato da Daniele Maggio di Ozieri e Matteo Laconi invece di Cagliari. Ricordiamo ultima giornata del girone di andata, ultime verifiche al cronometro da parte del direttore di gara, ancora qualche istante di attesa. E allora andiamo a dare lettura delle formazioni. La Nuorese che si schiera con il numero 1 Buoniconti, con il numero 2 Secchi, con il 3 Piriotto, con il 17 Piga, con il 5 Chessa, con il 6 Sau, con il 7 Aiana, con l'8 Santoro. Intanto inizia la partita tra Nuorese e Bosa. Dicevamo, per quanto riguarda la formazione iniziale della Nuorese, ancora il bomber capocannoniere del torneo di eccellenza Mauro Ragazzo in maglia numero 9, quindi con il 10 Fabio Cocco, con l'11 Luca Caboni. A disposizione di Antonio Prastaro ci sono Monni, Isoni, Tupponi, Santoro, Poggiu, Rattu, Pireda, Ilario e Porcu. Il Bosa invece si schiera con il numero 1 Piras, con il 5 Antonio Leda, con il 18 Tullio Leda, con il 4 Mattiello, con il 6 Maida, con il 17 Bachis, con il 7 Oggiano, con l'8 Ruggio, con il 9 Giovanni Pina, con il 25 Spada e con l'11 Salvatore Carboni. Parte dalla panchina Roberto Carboni. Questa è la notizia. Carboni in panchina assieme a Secchi, Pes, Mulas, Fiori, Cabidu, Manu, Capodici e Fiorini. L'allenatore è ovviamente Salvatore Carboni. Il Bosa in tenuta rosso-blu, tenuta invece bianca con risvolti verde-azzurri per i padroni di casa della Nuorese. Arriva il primo calcio d'angolo della partita, può batterlo il Bosa, il pallone nuovamente deviato ancora in calcio d'angolo, si resta sostanzialmente lì da sinistra per
Una squadra ospite che lo scorso anno fece il colpaccio qui al Frogheri, ne parleremo senz'altro nel corso della nostra telecronaca. Non mancano gli spunti anche dal punto di vista statistico per questa partita. Bosa che è sesto in classifica ma che ha una difesa non propriamente ermetica, soltanto il La Palma Monteurpino ha fatto peggio fin qui in campionato. Intanto seguiamo questa azione di contropiede per la Nuorese, sorpreso il Bosa, il pallone qui viene raccolto da Piras, era pronto a lanciarsi Aiana. Rapidissima la ripartenza davvero da parte della squadra di mister Prastaro, che guadagna gli applausi da parte del suo pubblico. Costruisce ora il Bosa, il pallone sventagliato sul settore di sinistra, raccolto però facilmente dalla Nuorese, che può giocare a ridosso della linea centrale del campo, allontana Tullio Ledda direttamente fuori. La rimessa in gioco sarà per la Nuorese, già battuta. Ora il pallone per vie centrali, Piga, poi Ragazzu, attenzione in aria Ragazzu, il destro in diagonale e arriva il gol del vantaggio immediato per la Nuorese. Dopo neanche 3 minuti di gioco ha segnato Mauro Ragazzu al primo pallone giocabile. Il bomber verde-azzurro implacabile, ha messo alle spalle di Toto Piras, cambia il risultato qui allo stadio Franco Frogheri. È arrivato l'11° gol stagionale di Mauro Ragazzu. Momento di gran salute davvero per il giocatore in maglia numero 9, rivitalizzato in questa stagione alla Nuorese. Nuorese che arriva a questa partita forte di 9 risultati utili consecutivi e si vede insomma dall'atteggiamento in campo molto sicuro, molto deciso dei verde-azzurri. E Nuorese, pensate che non subisce reti da ben 6 partite, difesa ermetica, la seconda migliore del campionato, anzi chiedo scusa, la migliore del campionato assieme a quella del Carbonia. Sono soltanto 8 le reti subite in stagione per la formazione nuorese. Il Bosa che aveva cercato anche di costruire, di tenere il pallone i primi 2 minuti di questa partita, ma è stato punito subito al primo affondo. Ora la Nuorese può distendersi sul settore di destra, converge verso il centro, il giocatore verde-azzurro, si chiude la difesa del Bosa che riesce ad allontanare il pallone recuperato qui dal giocatore in maglia numero 5 Chessa, direttamente tra i piedi di Aiana, danza sul pallone, anzi si trattava di Caboni, prova a sfondare da quella parte. Ora la Nuorese anche con Cocco, arriva l'intervento efficace invece di Spada, il pallone allontanato e poi immediatamente recuperato dai verde-azzurri che giocano il pallone all'indietro verso il portiere Buoniconti. Si prende un rischio qui il classe 99 della Nuorese che riesce comunque a servire Chessa, il suo pallone lungo lo lascia rimbalzare Mattiello e poi lo propone lateralmente all'indirizzo del compagno in maglia numero 18 Tullio Ledda. Quindi ancora e Antonio Ledda in avanti, c'è la spinta evidente ai danni di Salvatore Carboni, dunque comandato il calcio di punizione in favore del Bosa. Se ne sono andati 5 minuti e 20 sul cronometro del primo tempo. Ricordiamo Nuorese in vantaggio per effetto del gol di Mauro Ragazzu. Vediamo qual è la reazione del Bosa, subito colpito a freddo. C'è anche un forte vento che spazza il terreno di gioco del Frogheri ed è vento contrario rispetto alla direzione d'attacco del Bosa nel primo tempo. Vedremo quanto influirà questo per la formazione rossoblù, che qui deve ancora difendersi. Il pallone intercettato in maniera provvidenziale, ha provato a partire in contropiede Spada. Ora il pallone invece gettato in avanti da parte di Oggiano a cercare Giovanni Pinna, i due non si intendono, recupera facilmente la Nuorese che può ricostruire con Chessa, lungo con il mancino a cercare Caboni. C'è lo scontro aereo qui con Maida, tutto regolare secondo il direttore di gara, prova ad approfittarne il Bosa. Caboni ancora non si è rialzato, il traversione dalla tre quarti lascia scorrere il pallone Buoniconti, non c'erano giocatori del Bosa pronti all'intervento. E allora
Dicevamo dei temi statistici di questa partita, 9 risultati utili consecutivi per la Nuorese, che arriva da una lunga serie positiva, come detto secondo posto in classifica, 2 punti di distanza dalla vetta. Insomma, dopo la sconfitta contro l'Ossese su questo campo ha letteralmente spiccato il volo la formazione barbaricina. 8 vittorie peraltro in questa serie positiva di 9 partite, 3 successi in serie contro la Palma di Punti e Ghilarza dopo lo 0-0 contro la Ferrini di Sebastiano Pinna. Il Bosa, come detto, in margine della zona playoff, 6ª posizione, risultato ragguardevole, maturato soprattutto tra le mura amiche del campo Italia. Dei 20 punti in classifica del Bosa, ben 14 sono stati conquistati in casa, solo 6 in trasferta. Intanto seguiamo questo pallone, posizione regolare di Ragazzu che fredda Piras nell'1 contro 1, raddoppia la Nuorese che è già sul 2-0 al 7° minuto e 30 del primo tempo. La doppietta di Mauro Ragazzu. Qui evidentemente qualcosa non ha funzionato nella linea difensiva del Bosa, che ha provato a mettere in fuorigioco Ragazzu, ma qualcuno non è salito con i tempi giusti, e dunque Nuorese 2, Bosa 0. Inizio davvero complicato per la squadra di Salvatore Carboni, mentre il pubblico del Frogheri plaude a Mauro Ragazzu, che dunque sale a quota 12 reti stagionali, sempre più capocannoniere della Serie A sarda, il massimo campionato regionale, quello di eccellenza. E si riparte, davvero inizio shock per il Bosa. Qui un pallone che Ledda deve affrettarsi ad allontanare, un pallone un po' corto, Giano di testa, ora Salvatore Carboni deve caricarsi un po' la squadra sulle spalle, prova ad allargare verso Spada, c'è attento qui per la Nuorese Piriottu. Poi l'intervento di Maida in avanti, c'era Giovanni Pinna in agguato, c'era anche Salvatore Carboni, ma in abbondante anticipo l'estremo difensore della Nuorese Buoni Conti, che fa suo il pallone, ora permette ai compagni di guadagnare qualche metro. La sua battuta lunga, Tullio Ledda lascia rimbalzare il pallone, quindi Antonio Ledda in avanti per Salvatore Carboni, si impegna ma non riesce a mantenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco. Ci sarà dunque la rimessa con le mani per la Nuorese. Ragazzo ha provato qui a giocare il pallone con il tacco, quindi la Nuorese ancora con Cocco che si propone per vie centrali, c'era spazio peraltro largo a sinistra, anche Luca Caboni che però non ha potuto ricevere. Qui forse Spada si intestardisce un po' troppo, perde il pallone, facilmente recuperato però dal Bosa qui con Antonio Mattiello. Poi il pasticcio, attenzione, Cocco, c'era Ragazzo ancora solo, pronto a involarsi verso la porta di Piras. Inizio difficoltoso per il Bosa. Qui ci sono le proteste da parte del pubblico di casa. Rimessa con le mani per il Bosa, è pronto Maida con la maglia numero 6, quindi Piriottu in avanti senza guardare, Maida controlla il pallone, lo tiene in campo e poi va da Piras. Il rilancio di Piras non è un granché, non riesce a impattare il pallone il difensore del Bosa. Qui c'è un contrasto con la sfera che viene recuperata ora da Ruggiu in maglia numero 8, il fallo ai danni di Giovanni Pinna, punizione per il Bosa che cerca faticosamente di guadagnare un po' di metri. Attenzione perché sembra essere già pronto un cambio per il Bosa con il numero 22 Pes, che sta per portarsi appunto nella zona dei cambi. Qui seguiamo l'azione di Oggiano che ha provato a calciare con il sinistro, c'è stata la deviazione secondo il direttore di gara, dunque si tratterà di calcio d'angolo per il Bosa. Viene autorizzato il cambio, c'è un problema fisico per Mattiello, tegola per il Bosa, davvero inizio peggiore non poteva esserci per la formazione rossoblu. Infortunato Mattiello dentro con il numero 22, un altro giovane, classe 99, Pes. Bosa che può calciare dalla bandierina
tutti i saltatori all'interno dei 16 metri. Ovviamente c'è ben poco da perdere, anche se la partita è appena iniziata. Siamo soltanto all'11° di gioco, Nuorese sul 2-0, ancora qualche istante di esitazione prima della ripresa del gioco. L'arbitro va a verificare che tutto sia regolare all'interno dell'area. Ora il fischio, la battuta corta, il cross molto alto, troppo alto, davvero da dimenticare. Qui il Bosa deve ancora entrare in questa partita. La Nuorese invece si è dimostrata cinica nello sfruttare le occasioni fin qui avute, sfruttando soprattutto il momento di gran fiducia di Mauro Ragazzu. Qui Chessa ha provato a calciare in avanti, si è immolato Oggiano, prova a fare passi in avanti anche dal punto di vista dell'atteggiamento. Il Bosa che sale con la pressione su questa rimessa laterale. Ora sarà Piriottu a rimettere in gioco, si smarca proprio Ragazzu, seguito dall'avversario, può controllare invece Aiana, subito in verticale per Caboni, che si è un po' disinteressato del pallone, non aveva sollevato la bandierina l'assistente. Il Bosa può riprovarci allora. Tullio Ledda, Antonio Ledda controlla il pallone, subito si sgancia in pressione Santoro per la Nuorese. Qui c'è spazio a ridosso della linea centrale del campo, qui la percussione è di Bacchis, poi l'errore con Pinna che chiedeva ancora il pallone, si lamenta l'indirizzo dei compagni. Fa capolino ora il Sole, qui sul stadio Frogheri fa abbastanza freddo, c'è soprattutto un vento, come detto, abbastanza fastidioso, contrario al Bosa in questa prima frazione. Rimessa laterale e rosso-blu, qui Antonio Ledda con le mani, il contrasto, pallone recuperato in maniera regolare dalla Nuorese, ma nuovamente catturato dal Bosa qui con Oggiano. Prova a smistare sulla sinistra, l'1-2 che non riesce. Il Bosa che qui recupera comunque ancora una volta con Spada dentro per Pinna, controlla il pallone, Pinna spalle alla porta, deve girarsi, Pinna punta il suo marcatore, si tratta di Chessa, cerca di mettere in mezzo, Chessa non demorde, va a prendersi con mestiere anche il fallo di Pinna che cercava disperatamente una linea di passaggio verso un compagno senza però trovarla, e allora la punizione verrà battuta direttamente da Buoniconti per la Nuorese. Se ne sono andati 14 minuti e 10 secondi nel corso della prima frazione. Qui recupera Bacchis, Pinna controlla, poi Bacchis di prima ancora. Tanta pressione per la Nuorese che ha già recuperato con Cocco, fa passare molto bene per Caboni. Centralmente c'è Ragazzu, lo scambio con Caboni, converge ancora verso il centro, Caboni è aperto, lo spazio per Santoro, posizione di fuorigioco, arriva soltanto nel momento in cui riceve il pallone il numero 8, la segnalazione da parte dell'assistente come da regolamento. Allora assegnata la punizione per il Bosa, già battuta da Piras per Ledda, quindi pallone all'indirizzo di Ruggiu, deve scaricare, vedete come la Nuorese vada a prendere con la pressione molto alta il Bosa nei primi metri di campo. Pinna prova a scambiare con Salvatore Carboni che libera lo spazio là davanti a beneficio di Oggiano, resiste alla carica, Oggiano seguito da Chessa, trova dunque la collaborazione da parte di Maida, forse anche un fallo ai danni del numero 6, c'è spazio comunque per Spada, il suo traversone interessante, attenzione a Salvatore Carboni che accorcia le distanze per il Bosa. Si riporta subito in partita la squadra rossoblu, lo fa con Salvatore Carboni, l'uomo più atteso. Una squadra bosana ha segnato Salvatore Carboni. E qui abbastanza disattenta invece la difesa della Nuorese che si è fatta beffare. Buon lavoro da parte di Spada, che ha visto lo spazio sul fronte opposto con il capovolgimento per Salvatore Carboni che ha siglato il suo 6° gol stagionale.
Ora il Bosa galvanizzato può subito riportarsi nella metà campo offensiva, il pallone troppo lungo per Spada, prova Oggiano a inseguirlo, in vantaggio Piriottu che serve però involontariamente, ancora Spada, qui il pallone un po' telefonato, allora lo recupera agevolmente la Nuorese, qualche problema Aiana, riesce a giocare per Chessa, da Chessa ad Aiana, ancora ora il Bosa in pressione furiosa, Ragazzu controlla male il pallone, recuperato da Bakis, Antonio Ledda saggiamente va all'indietro da Piras, autore di una serie di parate strepitose nella partita dello scorso anno, era la 23esima giornata, il Bosa si impose per 2-1, qui la percussione potente di Caboni, fermato con le cattive da parte di Ruggiu, se non abbiamo visto male, anzi si trattava, chiedo scusa, di Tullio Ledda. È arrivato il primo cartellino giallo della partita al minuto 17, Tullio Ledda, reo di questo intervento in ritardo su Luca Caboni. Mister Prastano in panchina dà indicazioni soprattutto a Chessa in questo frangente, come detto linea difensiva della Nuorese non impeccabile in occasione del gol, un po' molle. E seguiamo intanto questo calcio di punizione per la squadra padrona di casa, sistema la barriera Piras, 2 uomini, parte Aiana, forte con il destro centrale, deve smanacciare sopra la traversa Piras, aveva anche il sole fastidiosamente in fronte a lui Piras, non ha voluto rischiare, ha messo sopra la traversa, dunque c'è il calcio d'angolo per la Nuorese, andrà a battere Santoro, si formano le coppie all'interno dell'area. Aiana involontariamente allontana in pratica il pallone, poi il cross con la sfera che aveva oltrepassato la linea di fondo, probabilmente allora per questa ragione anzi c'è una punizione in favore del Bosa e dunque respira la squadra rossoblu. La partita è aperta nonostante quell'inizio shock, 2 reti della Nuorese in 11 minuti, entrambe con Ragazzu, incolpevole peraltro Piras in entrambe le circostanze, prima un bel diagonale con il destro da posizione leggermente defilata e poi non ha potuto nulla il portiere del Bosa in situazione di 1 contro 1 con Ragazzu, che è stato molto bravo nel trovare lo spazio, soprattutto molto freddo, attaccante della Nuorese. Bosa comunque senza paura, maggior ragione dopo il gol di Carboni, il pallone troppo avanzato per Bakis, stavolta manovra sulla catena di sinistra, la Nuorese una leggerezza che favorisce Ruggiu, il tacco che probabilmente non ci stava in quella zona del campo, il Bosa non ne ha approfittato ma è riuscito comunque a guadagnare questa rimessa laterale. Salvatore Carboni non può intervenire, si riparte dunque da Sau in avanti, Ragazzu mette giù il pallone, lo smista all'indietro, subito la verticalizzazione davvero pregevole, qui la manovra a beneficio di Aiana, quindi Caboni sposta il pallone sul mancino, ancora Caboni che insiste, limite dell'area, Caboni col mancino in porta, Piras, il colpo di testa e poi ancora Piras che rimedia alla sua sbavatura in 2 tempi, il portiere del Bosa a scongiurare il possibile gol del 3-1, una sorta di bugger sul primo tiro di Caboni, ma poi si è fatto trovare pronto sulla ribattuta di testa e dunque nulla di fatto, mentre prende con più vigore il vento qui allo stadio Frogheri. Bakis chiede il pallone sui piedi, Maida che si allarga sulla destra, dall'altra parte c'è invece Giovanni Pinna, il suo controllo, chiedono il fallo di mano i giocatori della Nuorese, Pinna chiuso in calcio d'angolo. È il terzo in questo inizio di partita per il Bosa, che manda ancora avanti i propri saltatori. Bakis ha posizionato
il pallone sul punto di battuta, c'è stato un altro tocco di mano qui giudicato involontario. Antonio Ledda per Bachis, un po' corto, vediamo chi ha vinto il rimpallo. Qui la rimessa dovrebbe essere per il Bosa, ancora andrà a battere Antonio Ledda. C'è un altro intervento arbitrale, stavolta a segnalare l'uscita del pallone. Già battuta la rimessa, Ragazzu alle prese con due avversari, si guadagna un fallo. Ottimo lavoro anche qui per Mauro Ragazzu. La prima punta vera, è riuscito a far salire la squadra. Qui attenzione perché inizialmente Antonio Ledda non aveva buona posizione, poi deve combattere anche da terra, riesce a sradicare il pallone dai piedi dell'avversario. Il solito mastino Ledda poi allontana senza badare tanto allo stile. Qui Sau per evitare qualunque ripartenza da parte degli avversari. Pallone spazzato oltre il muro di recinzione dello stadio Frogheri. Cantano anche gli ultras barbaricini in tribuna. Con le mani Antonio Ledda. Siamo alla metà del primo tempo ed è già successo tanto in questa partita. 3 gol, un paio di occasioni, un ammonito. E due squadre che si stanno fronteggiando a viso aperto. Il Bosa ci sta provando. Ora Ruggiu non riesce a trovare Salvatore Carboni, allora Nuorese che riparte, Cocco in verticale a cercare Caboni, taglia la strada a Maida, si gira Caboni, buono il dribbling, ancora Caboni, ora rallenta e va per vie centrali dove si propone Cocco, bello lo spunto ancora di Cocco con la sterzata, poi cerca di alzare un pallonetto, pallone perso però dal Bosa. Piriottu calibra il cross con il mancino allontanato di testa dal Bosa qui con il nuovo entrato PES. Ricordiamo infatti che dopo pochi minuti di partita è uscito per infortunio Antonio Mattiello per la squadra rossoblù. E allora corner da sinistra, sarà Fabio Cocco a incaricarsi della battuta. Parte Cocco con il destro, un pallone allontanato da Tullio Ledda. Raccoglie Mauro Ragazzu, ci riprova la Nuorese, Sbilenco, il cross tentato da Secchi, il pallone che rimbalza 2 volte, c'è un'evidente trattenuta qui ai danni di Ledda e allora calcio di punizione per il Bosa. Sarà Piras a incaricarsi della battuta. Va lungo il portiere del Bosa verso Salvatore Carboni, non riesce nella deviazione di testa e l'assistente indica in direzione d'attacco della Nuorese che dunque potrà ripartire con Secchi. Cerca un compagno libero. Ragazzu mette giù, toccato sul piede d'appoggio da parte di Ruggiu, punizione ancora per la Nuorese. Braccia conserte per i due mister in panchina, la punizione battuta, prendere di sorpresa il Bosa, c'era in effetti lo spazio per Fabio Cocco, attento Tullio Ledda, riparte il Bosa. Ora con Bachis, cerca di ragionare, gira su se stesso, molto bravo qui Bachis che indugia un po' troppo, però prima di scaricare il pallone glielo fanno notare anche i compagni. Secchi a cercare Ragazzu, sempre pronto a farsi trovare sulla linea del fuorigioco. Lontana PES, mette giù Pinna, non benissimo, ha già recuperato la Nuorese con Aiana, è stato trattenuto nella circostanza e allora inevitabile il fischio. Pronto Piga sul punto di battuta
un contrasto ancora duro, attenzione a Ragazzu al limite dell'area, allarga a sinistra per Cocco, tiene in campo il pallone, lato corto dell'area, c'è ancora Ragazzu, si gira al limite, Piga prova a calibrare il destro a giro, allontana Ruggiu ma era tutto fermo perché c'era una posizione di fuorigioco. Ragazzu, vedete, abbastanza sorpreso per questo fischio arbitrale. Minuti sul nostro cronometro sono 26, quasi 27. Ricordiamo la doppietta di Mauro Ragazzu in avvio, 1-2 terrificante per la Nuorese. Ha riaperto subito i giochi però Salvatore Carboni per il Bosa. Maida qui perde il contrasto, Caboni con la sua velocità riesce a mantenere in gioco il pallone, ancora Caboni, entra in area Caboni, ha provato anche lui il destro a giro, ribattuto, insiste però Caboni che vede dall'altra parte Aiana, controlla bene con il petto il pallone sul primo palo, raccolto da Piras. Attenzione perché c'è spazio qui per Giovanni Pinna, porta palla Pinna, soluzione verso Oggiano qui abbastanza prevedibile, riesce comunque a girare qui di testa, Oggiano si impegna e recupera bene questo pallone, lo fa passare poi per Pinna all'indietro, forse un fallo e così infatti ai suoi danni finisce a terra Pinna, punizione Bosa. La prima pausa utile, cercheremo di fare un giro anche sugli altri campi. Questa giornata molto importante, l'ultima di andata, ricordiamo, del campionato di eccellenza regionale, ed ecco abbiamo già qualche risultato con il Carbonia che è in vantaggio sul campo del Castiadas, 1-0 per la formazione mineraria, 0-0 invece tra Arbus e San Marco a Semini 80. Gli altri campi ancora non sono collegati, ma più volte nel corso di questa partita cercheremo di darvi degli aggiornamenti. Ora la punizione per la Nuorese, si incarica della battuta Buoniconti, ha toccato Spada, poi Ruggiu intelligentemente lascia portarsi avanti il pallone, perde però il contrasto con Piga. Caboni, ancora Luca Caboni, serve la corrente, compagno di squadra in maglia numero 8 Santoro, quindi Cocco, il suo traversone lungo a cercare Ragazzu, non può in alcun modo Ragazzu arpionare questo pallone, spioveva dalla sua sinistra. È già pronto alla battuta Piras. Suo pallone fermato dal vento, recuperato da Ruggiu, prova a far passare per Spada, è attento Piriottu, guarda alle spalle, poi cerca un compagno, guadagna, o meglio prova a guadagnare la rimessa laterale, il pallone però resta in campo, può essere giocato da Pes, il lancio lungo di Pes, insegue il pallone Pinna in anticipo, Buoniconti che non arriva però in tempo, Chessa rompe gli indugi e allontana, è rimasto a terra peraltro ancora Pinna, e infatti viene messo il pallone fuori per permettere i soccorsi all'attaccante del Bosa, che non è riuscito a rendersi pericoloso ancora in questa partita, però ha fatto tanto lavoro per i compagni, ha provato a fare movimento là davanti. Una botta al fianco per Giovanni Pinna, dunque siamo alla mezz'ora della prima frazione, 2-1 Nuorese. Ricordiamo peraltro che la Nuorese non andrà in vacanza dopo questo turno, non è questa l'ultima partita del 2019 per la compagine verde-azzurra, che si giocherà il prossimo 28 dicembre proprio qui allo Stadio Frogheri, peraltro la Supercoppa regionale contro il Valle d'Oria
quasi un anno di distanza ormai dalla vittoria nella Coppa Italia di Eccellenza, un'altra finale che è già pronta a disputarsi, quella di quest'anno tra Carbonia e Atletico Uri. Il gioco è ripreso intanto con un altro contrasto falloso, qui è rimasto colpito invece Salvatore Carboni, è già pronto al rientro in campo Giovanni Pinna, autorizzato il suo ritorno sul terreno di gioco, nessun problema particolare, solo una botta come preventivato insomma per Pinna. Si torna subito in parità numerica, 11 contro 11 qui al Frogheri. La battuta di Antonio Ledda, sovrastato qui Giovanni Pinna da parte di Sau, insiste però ancora il Bosa con Salvatore Carboni inseguito da Santoro, il pallone che passa, ora Oggiano prova a guadagnare quantomeno un corner, vediamo se ci riesce. Direi di sì, Oggiano è stato intelligente in questa circostanza. I giocatori della Nuorese protestano per questa decisione arbitrale, confermata comunque. Anzi, sarà rimessa laterale per i rossoblù. Carboni prova a girarsi, ancora Salvatore Carboni, il pallone è respinto, termina direttamente tra i piedi di Ragazzu, smista intelligentemente verso Cocco, poi l'intervento di Bachis, diventa quasi un tiro, mettere in difficoltà Buoniconti che però è attento e ora rilancia lungo, Pes di testa direttamente fuori. Ragazzu, pallone in avanti per Caboni, allontana male però qui il Bosa, attenzione a Cocco, ancora lato corto dell'area, Cocco prova a puntare, Maida riesce a superarlo, mette in mezzo Aiana e arriva il terzo gol della Nuorese, ha segnato anche Aiana, 3-1, capitalizzato al meglio un altro errore del Bosa che non è riuscito a liberare l'area sul cross basso di Fabio Cocco. Arriva anche la marcatura dunque di Aiana, Nex Arzachena a segno per ripristinare le distanze dopo il gol di Salvatore Carboni che aveva un po' riaperto i giochi. Tutto da rifare qui per il Bosa che deve nuovamente inseguire 2 reti. Bella partita, già 4 reti, le squadre in salute. Al di là del risultato in questo momento ovviamente negativo, e al di là anche di qualche errore difensivo, il Bosa non sta facendo male, la Nuorese ha una potenza di fuoco veramente importante là davanti e capitalizza ogni chance come avete visto, ha fatto anche in questo caso con Aiana. Ruggiu qui a inseguire un pallone in abbondante vantaggio Ragazzu, vediamo se torna in avanti la Nuorese, magari cercherà di scegliere un atteggiamento più conservativo. Aiana gioca lateralmente, questo pallone per Santoro inseguito da Salvatore Carboni, buono il dribbling a rientrare da parte di Santoro, si impegna Ruggiu, Sau alza questo strano campanile, insegue Santoro, non può raggiungere il pallone. Con le mani Antonio Ledda verso Ruggiu, Antonio Ledda in avanti, la spizzata di Carboni, poi Oggiano non ci arriva. Attenzione, qui c'è spazio ancora per la Nuorese, dentro il pallone per Ragazzu, stavolta in fuorigioco. Proteste accese, le sentite senz'altro in sottofondo da parte dei sostenitori nuoresi, sono tanti sugli spalti qui del Frogheri, si è un po' riacceso l'entusiasmo seguito a questa lunga serie positiva della squadra di mister Prastaro. Maida si sgancia subito in pressione Cocco, pallone per Spada, aggredito subito da Piriottu, qui scivola Oggiano ma raggiunge il pallone Pinna che cerca di mandare il compagno in profondità,
giustamente dall'altra parte sulla sinistra reclamava il pallone, aveva spazio Salvatore Carboni, non servito in questo caso da Pinna, che insomma non l'aveva visto. Ancora Bosa, comunque con Spada all'indietro. Maida si fa vedere Carboni, intercetta qui però bene Piga, qui la posizione è regolare per Ragazzu che se ne può andare in velocità, si libera della marcatura. Ragazzu ancora 1 contro 1 a siglare il 4-1, arriva la tripletta di Mauro Ragazzu che si è liberato di Tullio Ledda nel corpo a corpo. Ledda che è finito a terra a reclamare anche un fallo che però non è arrivato. Devastante Mauro Ragazzu. E ora sono 13 per lui, passivo direi abbastanza ingeneroso anche per il Bosa, che ha forse tanto da registrare ancora in fase difensiva. Del resto ve l'abbiamo detto, il Bosa a dispetto della posizione di classifica lusinghiera ha subito un po' troppo in questa stagione, ben 31 reti. Il La Palma ultimo in classifica ne ha subite 32, però Bosa che ha interpretato male questo primo tempo, ma che è stato punito davvero in ogni circostanza da una Nuorese implacabile là davanti, con Ragazzu, con tanti giocatori pronti a far male. Vediamo un po', c'è anche il secondo cambio. Secondo cambio, questa tegola è ancora più pesante, un altro riferimento del Bosa, deve lasciare il campo, si tratta di Tullio Ledda qui. Salvatore Carboni si è avvicinato a ridosso della panchina per segnalare appunto la sostituzione, non ce la fa. Ledda che si è infortunato proprio in occasione del quarto gol della Nuorese, il terzo di Mauro Ragazzu, un problema evidentemente di natura muscolare, lo vedete. Vediamo un po', dovrebbe entrare con il numero 19 Capodici, vediamo un po'. Esce il numero 18 Ledda, in campo con il numero 19 Capodici. Sì, confermiamo, entra con il 19 Capodici al posto di Tullio Ledda. Ha perso due pezzi fondamentali della propria retroguardia il Bosa nel corso di questo primo tempo, prima Mattiello, poi Tullio Ledda. 6 minuti al termine della prima frazione, Nuorese ora in controllo, può badare soltanto a controllare il risultato. Attenzione perché non si accontenta la squadra di Prastaro. Il tiro in porta di Santoro, la respinta corta di Piras. Ragazzu non è riuscito a ribadire in rete. Ancora Nuorese, tutt'altro che appagata dal largo margine di vantaggio. Cocco per Piga, ancora Piga, affrontato ora da Spada, lascia lì per Cocco. Sono ben 3 uomini sulle sue tracce, riesce a uscire bene da quella zona del campo la Nuorese. Chessa, dentro ancora per Cocco, insiste la squadra barbaricina, ha cercato qui il numero, Cocco è riuscito a ottenere quantomeno il calcio d'angolo da sinistra. Ha provato a deliziare il pubblico del Frogheri con uno dei suoi dribbling, Fabio Cocco. C'è anche un altro giocatore del Bosa che sta effettuando il riscaldamento, Carboni, che non è riuscito ancora a effettuare delle scelte tecniche in questa partita. 2 cambi obbligati fin qui, peraltro entrambi in difesa. Un altro cross che arriva da sinistra, scorre il pallone, lo insegue, lo raggiunge Ragazzu. C'è un altro cross dalla tre quarti, allontana stavolta facilmente Antonio Ledda. Qui lascia scorrere Piga, il pallone giocato in avanti da Cocco per Aiana, dentro, non riesce a calciare Santoro. Poi c'è anche un fallo ai danni del giocatore del Bosa che rimane a terra. Si tratta, vediamo un po', probabilmente di Maida con la maglia numero 6. Così punizione Bosa che ha ballato ancora
sulla sinistra soprattutto, dove molto bravo Cocco a trovare degli spazi. Ora sembra un po' in balia dell'avversario la squadra di Salvatore Carboni, ovviamente fiaccata nel morale dal passivo pesante. Nuorese che merita senz'altro il risultato fin qui, però il 4-1 come detto probabilmente un po' ingeneroso per il Bosa, che a un certo punto dopo l'avvio shock era riuscito pure a riaprirla con Carboni. Qui è buono il dribbling di Bakis, allontana Maida, bello stile, piga, Maida interviene di testa, mette fuori il pallone. Nuorese che diverte e si diverte. 42esimo che è scoccato in questo istante, il pallone messo in gioco da Piriottu. Chessa, Sau, il giro palla arretrato della Nuorese, il solo Pinna in pressione per il Bosa, ancora un pallone a cercare la velocità qui di Caboni, raccoglie Piras. Maida, lungo Maida con il destro a cercare Giovanni Pinna, in due a chiudere Chessa, appoggia lateralmente per Piriottu, sul velluto ancora i giocatori verde-azzurri. Sau lungo a cercare Ragazzu, la sponda davvero bella con il petto, la trattenuta probabilmente quei danni di Santoro, tutto regolare secondo l'arbitro. Riparte il Bosa, Carboni con l'esterno a verticalizzare verso Giovanni Pinna, prova a superare Sau che però è attento e mette in fallo laterale. Attendiamo tra qualche istante anche la segnalazione del recupero, che sarà abbastanza corposo, immaginiamo, visto che ci sono state due sostituzioni, è stata qualche interruzione. Intanto Carboni punta il fondo, passa in mezzo a due, Salvatore Carboni dentro per Pinna, sotto porta la deviazione e poi ancora Ruggiu, respinto il suo tiro. Il Bosa ancora minaccioso in avanti, qui non demorde. Formazione della Planargia. Piriottu recupera il pallone Bakis, dopo un istante di indecisione da parte del suo avversario si lotta ancora sul pallone, la rimessa è del Bosa. Maida, si smarca Pinna con il petto, la sponda verso Giano, pallone in fallo laterale. Maida, avanza il Bosa. Bakis alza la testa, vede dall'altra parte Carboni, capisce tutto in anticipo il giocatore della Nuorese, scivola Ruggiu, favorisce ancora un contropiede da parte della Nuorese che ha tanto campo qui per avanzare con Santoro, guarda anche la porta, Santoro scarica lateralmente per Ragazzu, la finta a rientrare, Ragazzu ancora una finta, mette il pallone dentro sul primo palo, attento Piras dopo la deviazione, raccoglie il pallone il portiere Bosano. Salvatore Carboni dall'altra parte, ci sarebbe spazio centralmente per Spada, non servito. Ora prova ad alzare il pallone, Carboni ha recuperato nel frattempo il posizionamento difensivo la Nuorese, ancora spazio per Caboni, l'ingresso in area di Caboni con il destro, il pallone rimesso poi al centro dopo la ribattuta. Si è perso oltre la linea laterale, saranno 2 i minuti di recupero intanto qui al Frogheri. Il recupero precedenza da parte di Secchi, via centrali a spazio Spada, larga verso Salvatore Carboni, ancora Bosa, il contrasto perso da Salvatore Carboni, tra le linee Aiana per Ragazzu, pallone in campo, ancora Ragazzu, vertice dell'area, attenzione qui ad Aiana ancora, anzi Aiana ora al limite dell'area, pensa per un attimo la battuta in porta, Cocco dentro con l'invenzione, la deviazione poi da parte di Pes che mette in calcio d'angolo, può chiedere in avanti la Nuorese. 46 minuti e 3 secondi al nostro cronometro.
Già battuto il corner per Piga. Il traversone di Piga ha provato addirittura a coordinarsi per la rovesciata. Caboni, c'è stato il fischio a segnalare la punizione in favore del Bosa. Bachis, Carboni di prima, Ruggiu per la velocità di Giovanni Pinna. Ancora palla al piede, Pinna guarda verso il centro dell'area dove c'è Oggiano, tentativo di cross ribattuto, arriva poi Kess, terminato a terra. Pinna scivola Pes, ma in questo modo riesce anche a recuperare il pallone. Oggiano provato a superare qui Chessa, arriva il duplice fischio del direttore di gara a sancire la fine del primo tempo. Nuorese avanti sul Bosa per 4-1 dopo davvero un bel primo tempo. Tripletta di Mauro Ragazzu, gol di Aiana in mezzo, il gol anche di Salvatore Carboni che aveva momentaneamente riacceso le speranze per il Bosa. Noi ci fermiamo e ci risentiremo sempre per l'inizio del secondo tempo qui allo stadio Franco Frogheri di Nuoro. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle? Eseguito un doppio cambio durante l'intervallo da parte del Bosa, sono entrati con la maglia numero 14 Fiori e con la maglia numero 10, un cambio prevedibile questo, Roberto Carboni. Ha dovuto effettuare 2 sostituzioni nel corso del primo tempo per infortunio. Il tecnico del Bosa, allenatore e giocatore come ben sapete, Salvatore Carboni, fuori Tullio Ledda e Antonio Mattiello per infortunio ridisegna l'assetto tattico della sua squadra. Dunque Carboni con queste 2 sostituzioni, situazione di assoluta emergenza, c'è da tappare qualche falla là dietro. Nuorese, il suo potenziale offensivo veramente terrificante, ha approfittato di ogni sbavatura nel primo tempo. Cosa che a tratti però ha fatto anche bene dalla cintola in su, creando non solo la rete del momentaneo 2-1 con Carboni, ma anche qualche buona azione. Poteva essere più fortunata. Qui Pinna tenta il cross basso ribattuto, la Nuorese prova ad allontanare, non ci riesce più di tanto. La rimessa sarà comunque per la Nuorese, che immaginiamo in questi secondi 45 minuti del match baderà soprattutto a controllare. Qui c'è forse una spinta ai danni di Ragazzu e così spinta da parte di Pes, che è andato a rilevare Mattiello proprio a inizio partita. 2 reti
in 11 minuti per la Nuorese, in mezzo anche appunto l'infortunio di Mattiello, che è un riferimento importante per il Bosa sia dal punto di vista difensivo ma anche dal punto di vista offensivo, bravo negli inserimenti, bravo sui calci piazzati. Mattiello insomma lo conosciamo. Poi in occasione del terzo gol di Ragazzo si è infortunato anche Tullio Ledda. Vedremo come il Bosa cercherà di impensierire la Nuorese in questa ripresa. Nuorese che immaginiamo avrà a disposizione magari degli spazi ulteriori in contropiede per provare ad arrotondare ancora il risultato. Cocco, il pallone che arriva sul settore di sinistra a beneficio di Piriottu, che ha provato il cross, poi il pallone allontanato dal Bosa direttamente tra i piedi di Secchi, che lo può mettere giù agevolmente. Piga all'indietro, deve inseguire questo pallone ancora Secchi verso Sau e poi Chessa a completare il giro palla arretrato della Nuorese. Pallone lungo in avanti a cercare Caboni, che non ha trovato il gol in questa partita ma ha fatto tanto per la sua squadra, tanto movimento, tante situazioni di 1 contro 1 anche vinte da parte del numero 11 a creare insomma per i compagni. Qui il tocco è da parte un giocatore della Nuorese, nella circostanza si trattava di Piga e allora rimessa per il Bosa. Anticipato secco qui Pinna, pallone out, altra rimessa. Piriottu con le mani per la squadra padrona di casa. Noi facciamo il punto anche per quanto riguarda i risultati dagli altri campi al termine dei primi 45 minuti di gioco. Ho detto il Carbonia era avanti, a Castiadas continua a essere in vantaggio. La formazione mineraria 0-0 tra Arbus e San Marco. Atletico Uri avanti 2-0 sul Lipunti e dunque prosegue la scalata in classifica da parte dell'Atletico Uri. Carbonia che peraltro ha raddoppiato a Castiadas, dunque 2-0 per i biancoblù. Quindi la Palma Monteurpino, un risultato a sorpresa. Questo è avanti per 3-1 in casa contro il Ghilarza. Guspini in vantaggio invece a Monastir, quindi ancora Ossese avanti a Olbia sul Porto Rotondo. Taloro Gavoi, anche qui risultato a sorpresa, avanti 1-0 sulla Ferrini. Ci sono polemiche in campo, Ragazzo abbastanza innervosito dopo l'intervento irregolare ai suoi danni, discute con Pinna, l'autore del fallo era stato Roberto Carboni, i due si beccano un po' a distanza. Con l'attuale situazione di classifica il Bosa perderebbe il sesto posto in classifica, mentre arriva la conclusione, una botta di testa da parte di Luca Caboni intercettata da Piras. Dicevamo Bosa che perderebbe il sesto posto, scalerebbe in settima posizione facendosi scavalcare dall'Atletico Uri, che al momento salirebbe a quota 21 punti in classifica. Con l'attuale situazione di risultati sarebbe tutto confermato invece in vetta, con il Carbonia che manterrebbe 2 punti di vantaggio sulla Nuorese, 35-33. Al terzo posto invece l'Ossese scavalcherebbe il Castiadas, ma c'è ancora tanto da giocare. Ci concentriamo su questa partita con il Bosa che ora prova a guadagnare campo. Il nuovo entrato in maglia numero 14 per la squadra ospite, Fiori, ha provato a giocare qui il Bosa, che è riuscito a guadagnare il calcio d'angolo da destra. Rimarrà soltanto Capodici a protezione della zona difensiva, tutti gli altri in avanti a saltare per cercare ancora una volta di riaprire questa partita iniziata subito in salita per il Bosa. Si formano le coppie all'interno dell'area, il pallone molto tagliato, attenzione Cicca, qui la battuta a Oggiano con il destro. Poteva essere un'occasione interessante questa per il Bosa. Deve inseguire il pallone Fiori, anzi si trattava di Bakis, direttamente dalle parti di Piras. Guarda in avanti Piras, gioca in favore di vento in questo secondo tempo il Bosa, dunque c'è qualche opportunità in più in termini magari di calci piazzati o di lanci lunghi per il rossoblu. Piriottu mette giù, Piriottu poi alza il pallone dove non ci sono maglie
verdazzurre. Allora Maida ha giocato in direzione del compagno di squadra in maglia numero 22 Pes. Il pallone di Ledda all'indietro per Piras, e poi arpiona molto bene qui Giovanni Pinna, ma si allunga un po' troppo il pallone. Interviene ancora Antonio Ledda, inseguimento del pallone Oggiano, lo protegge in due sulle sue tracce, arriva anche Piga che gli sottrae la sfera. Ancora Piga, prova buona anche la sua, di tanta sostanza in mezzo al campo, sia nel primo tempo che in questo avvio di ripresa. Ancora Bosa qui con l'intervento irregolare ai danni di Salvatore Carboni. Punizione battuta da Roberto Carboni verso Bachis. Larga bene il gioco sul settore di destra dove c'è Fiori, il pallone giocato poi centralmente. Ancora il Bosa che insiste al limite dell'area, Carboni con il sinistro, il volo di Buoniconti, e poi la Nuorese che fatica ad allontanare questo pallone. Non è finita, ancora Bosa, stavolta il traversone è facilmente leggibile da parte del portiere della Nuorese. Per la prima volta ha impegnato in maniera un po' più severa i giocatori del Bosa in questo secondo tempo. Buoniconti pronto sulla battuta di Salvatore Carboni. Attenzione da quest'altra parte a Luca Caboni, sempre in agguato, in anticipo però in questo caso Piras. Roberto Carboni. Pallone di ritorno qui abbastanza insidioso, Cicca. Antonio Ledda. Allora Capodici deve mettere fuori. Questi 4 gol al passivo, peraltro al momento il Bosa diventa la peggior difesa del campionato di eccellenza. Ci sarà da lavorare sotto questo punto di vista durante la pausa del campionato. Qui buonissimo il controllo di Caboni, prova a far passare per Santoro, preso in controtempo Salvatore Carboni. C'è il ritorno però di Roberto Carboni, Capodici in avanti a cercare Pinna, subito di prima per il compagno in maglia numero 7, si tratta di Oggiano. Sono un po' soli là davanti i giocatori del Bosa, si cerca dunque di venirne fuori con un 1-2 che però non si completa. C'è Buoniconti con i piedi addirittura, ora a rallentare anche un po' il ritmo di questa partita. Si prende tutto il tempo del caso il portiere della Nuorese, poi rilancia a lungo a cercare Caboni, il pallone che rimbalza ed è controllato dunque da Fabio Cocco. Calibra un buon suggerimento in avanti, ragazzo, però era in offside in questo caso. È già ripreso il gioco con il Bosa, prova a costruire qualcosa qui con Roberto Carboni. Scivola Maida, e allora c'è spazio per la Nuorese. Cocco, lato corto dell'area, Cocco ancora seguito da 2 avversari, apre fuori per Caboni che termina giù. C'è il calcio di punizione dal limite per la Nuorese. Il fallo in questo caso lo ha commesso Fiori, classe 2002, giovanissimo del Bosa. Una spinta ai danni dell'attaccante della Nuorese, e allora neanche a dirlo ci proverà Fabio Cocco, mentre a breve potrebbe arrivare anche il primo cambio per la Nuorese con mister Prastaro che va a discutere con uno dei componenti della sua panchina. Cocco sul punto di battuta del calcio di punizione, 3 uomini in barriera per il Bosa. Piras molto attento, vuole evitare che il passivo diventi ancora più pesante. Il fischio dell'arbitro, va Cocco in porta e arriva il pokerissimo della Nuorese. Ha segnato anche Fabio Cocco, ha beffato Piras sul suo palo, pallone che è passato sotto, ha anche rimbalzato in terra ingannando l'estremo difensore del Bosa. La marcatura di Cocco ad arrotondare ancora il risultato di una partita che ormai non ha più storia. Nuorese 5,
Bosa 1. Dopo la tripletta di Ragazzu, dopo il gol di Aiana, arriva anche quello di Cocco. Intanto sta per fare il suo ingresso in campo con la maglia numero 4 Porcu, anche lui classe 2002. Vediamo chi esce per la Nuorese. Esce con il numero 7 Aiana. Ecco qui il cambio. Tanti applausi per Aiana. Si è disimpegnato bene, ha trovato pure la soddisfazione personale in questa partita. Primo cambio per Mister Prastaro, sono stati già 4 invece per il Bosa, 2 obbligati, 2 scelte tecniche. Ed ecco qui probabilmente il fallo, i danni di Salvatore Carboni. Invece non si continua a giocare, c'era stata anche una segnalazione da parte dell'assistente, con Carboni che è rimasto a terra dolorante al piede destro. Gli stessi giocatori della Nuorese vanno a sincerarsi delle sue condizioni. Siamo al 12° del secondo tempo. Capodici con le mani a giocare il pallone. Non riesce a passare il numero 19, che riesce comunque a sottrarre il pallone all'avversario. Recuperato qui da Sau, riesce ad arrivare là davanti per Ragazzu. La velocità poi di Santoro che punta a Ledda, ancora Santoro, l'ingresso in area sgambettato, c'è tutto. Qui il calcio di punizione, c'è anche il giallo ai danni di Antonio Ledda, puntato nell'1 contro 1 in situazione di grave emergenza. Non ha potuto far altro che stendere il suo avversario, ben conscio ovviamente di andare incontro non solo alla punizione ma anche alla sanzione disciplinare. Allora si cambia posizione, ma sembra essere ancora Cocco il giocatore indiziato per la battuta. Situazione praticamente opposta rispetto a quella precedente che ha portato alla marcatura da parte del numero 10 verde-azzurro. Sorpreso sul suo palo Piras, vedremo come andrà in questo caso, magari cercherà di andare sopra la barriera. Cocco, aumentano i componenti nella barriera, ora sono 4 per il Bosa, si attende soltanto il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. La battuta di troppo esterna da parte di Santoro, che ha cercato di passare lateralmente rispetto alla barriera. Nessun problema per Piras, che fa riprendere il gioco. Qui il pasticcio, attenzione, l'arbitro dice non c'è nulla. Il ragazzo era finito giù, Piras va un po' a beccarlo, sostenendo che abbia cercato il contatto per guadagnarsi un penalty. Seguiamo questa azione del Bosa, qui il pallone un po' arretrato per Roberto Carboni, pulisce l'azione, riparte poi con il numero 8 Santoro, che ha tanta voglia di fare, tanta voglia di mettersi in mostra, fa passare il pallone ma non ci sono compagni pronti a raggiungere il suo invito. Il Bosa è totalmente in bambola là dietro, allora Ragazzu che per poco non trovava lo spazio per Caboni, manca soltanto Luca Caboni sul tabellino dei marcatori per quanto riguarda il reparto avanzato della squadra di mister Prastaro. Rischia di far capolino anche un po' di nervosismo ora in campo. C'è stato lo sgambetto ai danni di Roberto Carboni, che viene invitato a sistemare il punto di battuta del calcio di punizione. Sarà Capodici a calciare. Va davanti Pinneo-Giano. Ledda ha battuto a cercare Salvatore Carboni, in avanti Sau, mette in fallo laterale. Il tacco di Salvatore Carboni per il fratello Roberto Carboni, contro 2 avversari può fare abbastanza poco il giocatore del Bosa. Ed ecco gli spazi ancora per la Nuorese, la velocità di Luca Caboni, insegue il pallone Caboni,
sulle sue tracce c'è Maida, puntato ancora nell'1 contro 1, è saltato in un primo momento Maida, poi recupera la posizione, il doppio passo di Caboni, cross basso, Ledda si rifugia in corner. Applausi ancora a scena aperta per la Nuorese che sta divertendo il proprio pubblico, danno la sensazione di divertirsi anche i giocatori in campo. Intanto ha accorciato le distanze al Comunale Annunziata il Castiadas, 2-1 la situazione di punteggio. Anzi, ha pareggiato il Castiadas, 1-2 per la squadra del Sarrabus, che dunque ha rimesso a posto le cose. Seguiamo questo nuovo attacco della Nuorese, la respinta con i pugni da parte di Piras, di testa Oggiano, raccoglie poi Piga che gioca all'indietro per il suo portiere Buoniconti. Ora Salvatore Carboni. Giovanni Pinna arriva alla sovrapposizione di Salvatore Carboni. Pinna guarda la porta, Pinna punta il fondo, serve solo ora Salvatore Carboni, guarda verso il centro dell'area Carboni, quindi Roberto Carboni sostiene sia stato un fallo di mano da parte del suo avversario diretto, in questo caso si trattava di Porcu. Con questi risultati ovviamente la Nuorese aggancerebbe in vetta il Carbonia con 33 punti. Seguiamo questo contropiede, intanto Luca Caboni all'interno dell'area, Caboni prova a metterla sul primo palo, pallone che se ne va direttamente fuori. Dicevamo, con questa situazione di punteggio Nuorese e Carbonia sarebbero appaiati in vetta a quota 33 punti. Attenzione, perché alla ripresa del campionato ci sarà proprio lo scontro diretto su questo campo, dunque situazione molto molto interessante per la Nuorese, che cercherà di prendersi magari la vetta solitaria del torneo. Vediamo se sono cambiati anche degli altri risultati. L'Atletico Uri sempre più in controllo, 3-0, mentre qui c'è l'uscita di Buoniconti. 3-0 dicevamo sugli punti nel derby del Nord Sardegna. La Palma che supera il Ghilarza ora per 3-1, e c'è stato anche il raddoppio del Taloro Gavoi sulla Ferrini, 2-0 qui il risultato. Porcu intanto per la Nuorese, l'intervento sul pallone da parte di Fiori e poi ripartire Roberto Carboni, palla al piede, Carboni ancora, Giovanni Pinna. C'era prima la segnalazione di fuorigioco da parte dell'assistente, se ne è accorto con un istante di ritardo il direttore di gara, mentre sta per arrivare anche il secondo cambio per la Nuorese. Dovrebbe uscire forse Luca Caboni, vediamo un po' qual è la scelta di mister Prastaro. Caboni, arriva Piriotto all'interno dell'area, prova a mettere in mezzo, attenzione Santoro, cicca la botta con il sinistro ma non è finita ancora. Santoro a insistere, riesce a sottrargli il pallone poi sugli sviluppi Fiori per il Bosa, quindi buono il lavoro qui di Salvatore Carboni. Ora Roberto Carboni sulla tre quarti, Carboni si allarga, riceve ora il pallone dal fratello Roberto. Salvatore Carboni prova a mettere in mezzo, allontana male qui la Nuorese, allontana di testa Piga. Ora con calma Porcu può portare il pallone, vede Caboni, prova a cambiare fronte Caboni, scivola Santoro, perde un po' il tempo dell'intervento ma riesce comunque ad arrivarci. Arriva Secchi, Ragazzu di testa, molto bene per Santoro. Attenzione a Santoro, l'uscita di Piras che scongiura guai peggiori per il Bosa.
Finisce giù nuovamente Roberto Carboni. Salvatore Carboni, avanza palla al piede, Carboni affrontato da Sau, suo cross con l'esterno letto facilmente da Buoniconti. Dovrebbe entrare con il numero 15 Santoro per la Nuorese. Intanto Ragazzu smista lateralmente, avanza Santoro, pallone sul sinistro, serve Cocco, a spazio Cocco, guarda verso il centro dell'area, converge verso il centro, Cocco cerca di liberare il destro, va ancora dall'altra parte dove c'è stavolta Secchi, il movimento a rientrare, col pallone recuperato dal Bosa, Roberto Carboni, buono il dribbling, Roberto Carboni porta palla, c'è spazio per Pinna, ancora Pinna, affrontato da Sau, cerca la punizione, la trova Giovanni Pinna. Chiedo scusa, ovviamente l'intervento era all'interno dell'area, c'è la concessione del calcio di rigore per il Bosa. Mentre il Castiadas è passato avanti sul Carboni, attenzione perché la Nuorese potrebbe laurearsi campione d'inverno, cercherà la trasformazione intanto dagli 11 metri Salvatore Carboni, il fischio dell'arbitro, parte Carboni e arriva il gol del 5-2, accorcia le distanze il Bosa, perfetta trasformazione qui da parte del numero 11 rossoblu, trova la doppietta personale, magra consolazione in un pomeriggio difficile per il Bosa qui allo stadio Frogheri. Sì, confermata la notizia del vantaggio del Castiadas sul Carbonia e allora al momento la Nuorese sarebbe campione d'inverno. Qui c'è il fallo, permetterà la battuta di un calcio di punizione sulla tre quarti per la Nuorese. Battuta rapida, lascia ad arrivarci Oggiano. Salvatore Carboni. Finisce giù, c'è il fallo subito al numero 11, già battuta la punizione. Non vuole lasciare nulla di intentato il Bosa in questa partita. Salvatore Carboni, il pallone che passa per Giovanni Pinna. Riesce a vincere il rimpallo, qui Pinna allontana Piriottu. Ora Cocco che ha un problema, attenzione, si accascia a terra Fabio Cocco, ha bisogno del cambio, richiamata subito l'attenzione dello staff medico della Nuorese, ha speso tanto in questa partita Cocco. 25esimo. Il rinvio di Buoniconti. Cocco è rimasto in campo, c'è la discesa rapidissima da parte di Oggiano, il pallone allontanato.
calcio di punizione ancora per il Bosa. Mentre è stato ritardato l'ingresso in campo di Santoro, invitato dal suo allenatore a riprendere le operazioni di riscaldamento. Dunque per il momento nessun cambio per la Nuorese. E ancora il Bosa a mantenere il possesso del pallone, rischia qualcosa qui, riesce a passare Antonio Ledda, perde il pallone però Bachis. Cocco subito a cercare Caboni, largo a sinistra come sempre. Caboni attende i compagni, danza sul pallone Caboni. Piga, buono lo spunto di Piga, inseguito da Fiori. Piriottu, ora Cocco, l'indietro ancora Piriottu. Piga, giro palla sicuro della Nuorese. Piga, l'imbucata dentro per la velocità di Cocco, il pallone arretrato. Santoro, spalle alla porta, non riesce a trovare lo spazio per calciare, cerca allora di rimettere in mezzo, allontana il Bosa che ora cerca di imbastire a propria volta una ripartenza. Salvatore Carboni, c'è il movimento in verticale di Roberto Carboni, il pallone calciato con l'esterno che si perde direttamente fuori. Con le mani secchi Mauro Ragazzu. Il rimesso sarà per la Nuorese. 28esimo nel secondo tempo. Pinna ancora in pressione su Chessa che allontana il pallone. Ragazzu insegue la sfera, il suo corpo a corpo vinto. Allora Santoro sventaglia dall'altra parte, molto bene. Cocco cerca un aggancio molto elegante al volo, non riesce però a dar seguito a questa manovra offensiva della Nuorese. Allora riparte Fiori per il Bosa. Buca qui l'intervento Secchi, ma riesce poi agevolmente a tornare, appoggia lateralmente, poi si riparte. Buoni conti, ora Porcu fa passare per Santoro, subito attaccato, il pallone che arriva dalle parti di Ragazzu. Avrebbe voluto qui duettare con Caboni, sbagliata però la misura del passaggio. Il tocco di Santoro, Ragazzu a prendersi l'ennesimo fallo di questa partita. Mauro Ragazzu, il colpevole in questo caso era Capodici. Battuta rapidamente la punizione, c'era l'offside qui di Caboni, mentre Cocco dall'altra parte preparava la botta con il mancino. Roberto Carboni, Giovanni Pinna con il tacco verso Fiori. Ancora energie da spendere la Nuorese, e con Porco e poi Santoro che ha tanto spazio ancora, praterie per la Nuorese. Centralmente si fa vedere Caboni, riceve in questo momento Luca Caboni, l'imbucata dentro per Ragazzo, ancora fuori gioco con Piras che in ogni caso era intervenuto in anticipo in uscita bassa. Qui scivolano in due, allora Pinna va a prendersi anche il fallo. C'è l'ammonizione per protesta all'indirizzo di Roberto Carboni. Il fratello Salvatore prova a calmarlo. È andato a battibeccare con il signor Pili di Cagliari, Roberto Carboni. Perché la punizione era stata comunque assegnata in favore del Bosa. Bachis,
larga in direzione di Salvatore Carboni, arriva la sovrapposizione da parte del compagno, si trattava di Capodici. Giovanni Pinna braccato qui, recupero del pallone regolare da parte della Nuorese. Fiori cerca l'ingresso in area, altro intervento pulito e ancora ripartenza per la Nuorese in vantaggio. Qui però Antonio Ledda, Piras e poi ancora qualche rischio con Bakis che riesce comunque a trovare all'indietro il compagno. Piga irrompe facendo valere anche la sua prestanza fisica. Piga protegge il pallone, rallenta, ma finisce col perdere la sfera. Molto stanco Piga, verticalizza il gioco, il Bosa ha una spinta ai danni di Pinna, punizione per la formazione rossoblu. Battuta rapida anche qui, Buoniconti in uscita bassa, chiede maggiore attenzione ai compagni, non vuole rischiare insomma di prendere altre reti. Oggiano, il contrasto perso con Piga, forse anche un fallo, l'arbitro accenno continuare a giocare. Ora Roberto Carboni per Salvatore Carboni, prova a girarsi, leggermente trattenuto qui Salvatore Carboni, scarica il pallone di prima ora verso Roberto Carboni che allarga verso Capodici. Il cross di Capodici, cerca l'acrobazia qui Giovanni Pinna, pallone facile da raccogliere per Buoniconti. Un altro risultato è cambiato sugli altri campi del torneo di eccellenza, con l'Arbus che è in vantaggio sulla San Marco a Semini 80. Mentre seguiamo questa azione che passa dai piedi di Santoro, allarga a destra per Secchi, raccoglie i Piras in uscita alta. Per il resto il Castiadas ha arrotondato ancora sul Carboni a 4-2. Ora il punteggio. Il pallone verso Giano, intervento di Chessa, allontanato Chessa, ora Piga, ancora tanta corsa per Santoro, corre tutto il campo il numero 8. Poi si arresta, attende l'arrivo di Porcu. Bosa stremato, il destro di Piga, pallone fuori, mentre finalmente può arrivare il cambio e sarà proprio Piga verosimilmente a uscire. Vediamo un po'. Entra con il numero 15 Santoro ed esce per l'appunto con il numero 17 Piga, anche leggermente zoppicante. Fiori perde qui il contrasto con Ragazzu. Santoro, no, sono due i Santoro in campo per la Nuorese. Si sgancia sulla destra ancora Secchi. Santoro dentro per Ragazzu, ennesima posizione irregolare. È una partita di Mauro Ragazzu che ora si spazientisce un po'.
si arrabbia anche il pubblico della Nuorese. Intervento di Chessa, tentativo qui di Pinna che era andato a contrasto con Secchi, ha raccolto buoni conti. Gara che pian piano inizia a volgere verso il termine, siamo al 37esimo e il successo della Nuorese non è assolutamente a repentaglio. Nuorese che a questo punto è già virtualmente campione d'inverno. Pinna guadagna un altro calcio di punizione. Tanto lavoro di sacrificio, si è guadagnato pure un calcio di rigore. Pinna, pur contestato da parte della Nuorese, qui il ragazzo sostiene di essere intervenuto sul pallone. È di tutt'altro avviso il direttore di gare, il signor Pili, che va anche a sventolargli in faccia il cartellino giallo. Vi abbiamo detto del prossimo impegno della Nuorese alla ripresa del campionato in casa contro il Carbonio, uno scontro diretto pesantissimo per i destini di questo campionato di eccellenza. Il Bosa invece sarà di scena al Santa Sofia di Arbus, altro impegno difficile, lontano dal campo Italia per la squadra di Salvatore Carboni che, come detto, sta costruendo il proprio ottimo cammino al netto della partita di oggi, soprattutto sul proprio campo. C'è da migliorare il rendimento in trasferta, non era questa del resto la partita più indicata contro una vera e propria corazzata, più autorevole candidata alla promozione in Serie D assieme a Castiadas e Carbonia. Ma è innegabile che dal punto di vista difensivo, insomma, sia migliorabile il rendimento della formazione della Planargia. Sono 6 minuti che mancano al triplice fischio dell'arbitro, vedremo anche quale sarà l'entità del recupero. Ragazzu chiede e ottiene il pallone. Caboni non riesce nell'aggancio aereo. Pinna con il tacco, smista per Roberto Carboni, non era partito il fratello Salvatore, era veramente stremato per un ulteriore scatto. Il piccolo Alessandro De Lobo. Capodici prova a servire sul lungolinea Carboni. Rimessa Nuorese sul velluto in questo finale. Per terra Ragazzu senza fallo però. Cocco allarga qui il gioco verso Santoro. Santoro che però ha commesso fallo. Secondo l'interpretazione arbitrale in questo caso su Maida. Punizione Bosa. Bachis parte da quella posizione Maida, ma è impossibile assolutamente per lui raggiungere il pallone, troppo avanzato, troppo forte. Ed ecco qui un altro cambio, potrebbe essere doppio addirittura per la Nuorese, vediamo un po'. Sono due giocatori che si preparano. C'è l'ingresso in campo con il numero 16 Poggiu, esce con il numero 11 invece Caboni. Dunque Poggiu per Caboni,
non ha trovato il gol Carboni, ma è stato assolutamente tra i migliori in campo. Dall'altra parte per il Bosa c'è l'uscita di Bakis e l'ingresso in campo con il numero 24 di Mulas. In campo con il numero 24 Mulas. Rimandato l'ulteriore cambio che preparava la Nuorese con Rattu, che dovrebbe essere comunque prossimo all'ingresso in campo con la maglia numero 18 per giocare gli ultimi spiccioli di questa partita. Un rinvio di Buoniconti non è granché in questo caso. Con il nuovo entrato Mulas. Roberto Carboni verso Salvatore Carboni in profondità per Giovanni Pinna. L'intervento di Buoniconti. Buon tempismo qui in uscita bassa. Sul pallone. Prova Roberto Carboni, non riesce però a mantenere in campo il pallone. Bakis all'indietro. Maida. Interessante il cross per Giovanni Pinna, che non riesce a controllare qui. Era proprio davanti a Buoniconti. Avrebbe potuto accorciare ulteriormente le distanze, rendere il passivo meno pesante per il Bosa. Il rinvio di Buoniconti. Maida protegge il pallone, la pressione del nuovo entrato Poggiu, la rimessa per la squadra ospite. Qui il fallo di Pinna, attenzione, molto dolorante a terra, Chessa. Pallone messo fuori dai padroni di casa. Il signor Pili, che non era intervenuto per segnalare la punizione, qui il suo giudizio non era un contatto tale, insomma, da segnalare il calcio di punizione. Vediamo un po' come è sancita qui la ripresa del gioco. È restituito sportivamente il pallone da Roberto Carboni ai giocatori della Nuorese, che l'avevano messo fuori per permettere i soccorsi al compagno. Comunque nessun problema per Chessa. Santoro qui ha provato a prolungare la traiettoria del pallone verso Poggiu. Ci saranno 3 minuti di recupero ancora. 3 minuti di recupero A giocare qui al Froghieri. Santoro. Tentativo di cross di Poggiu leggermente smorzato, raccoglie il pallone Piras. Fiori. Larga in maniera interessante, qui il gioco si fa vedere centro dell'area, ancora Pinna che non viene però servito dai compagni in questo caso. Allora Santoro. Roberto Carboni ha recuperato, vince il duello Salvatore Carboni, agganciato, qui punizione Bosa. Ed ecco qui il cambio della Nuorese, il preannunciato ingresso di Rattu con la maglia numero 18. E mister Prastaro che concede la passerella a Mauro Ragazzo, autore di una tripletta sontuosa nel primo tempo, sempre più capocannoniere del campionato di eccellenza. Va a prendersi il meritato applauso del pubblico barbaricino.
potrà portarsi a casa il pallone di questa partita in virtù di questa tripletta. Intanto Chessa, mentre sentite il pubblico che gioisce per la vittoria del Castiadas sul Carbonia, che consegna a questo punto in maniera definitiva alla Nuorese il titolo di campione d'inverno. Qui il tiro di Salvatore Carboni, un bel regalo di Natale senz'altro per i tifosi verde-azzurri, con la Nuorese che, ricordiamo ancora una volta, si giocherà la Supercoppa su questo campo contro il Valledoria il prossimo 28 di dicembre. Dunque non poteva esserci un pomeriggio migliore per la squadra barbaricina. Il Bosa che non è riuscito a contenere la potenza di fuoco della squadra verde-azzurra, subito sotto sul 4-1 nel primo tempo, 2-0 dopo 11 minuti. Ha anche tanta sfortuna in questa partita per la formazione di Salvatore Carboni, gli infortuni di Mattiello e di Tullio Ledda, e la Nuorese che non ha perdonato nessuno degli errori difensivi, insomma, del Bosa. Finisce qui, vince la Nuorese in maniera abbondante, 5-2 sul Bosa, pocherissimo per la squadra di Prastaro che è campione d'inverno, supera il Carbonia sul filo di lana proprio all'ultima giornata del girone d'andata e conquista questo titolo platonico ma comunque importante, che dà fiducia, dà ulteriore morale all'ambiente della Nuorese. Da rivedere soprattutto l'atteggiamento difensivo del Bosa, che ovviamente cercherà punti su altri campi contro avversari più alla portata. Ma a questo punto non resta altro che rimandarvi alle interviste post partita che potrete vedere sui nostri canali, su directasport.it, sulla nostra pagina Facebook Directasport Live TV. Potrete ovviamente rivedere anche gli highlights di questa partita. Io ringrazio Gianluca Rubio per le immagini e per la collaborazione tecnica, mentre vedete il saluto dei giocatori della Nuorese al proprio pubblico. Concludiamo con queste immagini dallo stadio Frogherie. È tutto da Roberto Rubio, l'augurio di un felice proseguimento sempre con i programmi di Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.